Botanico di Cagliari, le opere del pittore e scultore Giuseppe Carta. Si vedono gli alberi, le oltre 1000 piante che animano l'orto botanico di Cagliari, ficus giganteschi, bellissimi esemplari di cipressi, ma ora anche le sculture di Giuseppe Carta, l'artista di Banari, ormai riconosciuto a livello internazionale per le sue pitture e le sue sculture. L'Ateneo Cagliaritano che offre il suo giardino più bello per un'installazione che illumina il polmone verde di Viale Sant'Ignazio, un orto nel quale germogliano tra i viali i frutti che diventano simboli di vitalità, il verde con l'argento vivo addosso, il rosso e il giallo che adornano come le palle di un albero di Natale la grande bellezza. È il luogo ideale. Ho sempre sognato, diciamo, di metterlo in un posto come questo, a parte che è uno degli orti botanici più belli al mondo, ho letto che è 18° nella classifica, ma poi queste opere sono nate per essere immerse nel verde, per cui essere messe qua per me è un grande privilegio, un grande onore. Le performance dello scultore di Banari sono state accolte con grande entusiasmo dal direttore dell'orto botanico Gianluigi Bacchetta, sempre pronto alla sperimentazione e alle affinità elettive. L'orto botanico da sempre ospita manifestazioni e eventi artistici, ancor di più in questo periodo pandemico in cui l'arte risulta fortemente mortificata. Ci sentiamo in dovere come Ateneo, ma non semplicemente come Ateneo, di valorizzare quelli che sono i saperi, le conoscenze, le esperienze di carattere artistico. Un'esposizione che potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 9 alle 16 fino al 31 marzo, dalle 9 alle 18 dal 1 aprile gratuitamente per gli studenti. L'orto botanico che diventa arte, con la vasca centrale che è stata appena riqualificata, i giochi d'acqua e la sua collezione di ninfee che stanno per sbocciare e il suo rosetto plensile che riprende vita anche dalle opere di Giuseppe Carta. Sin essere possibile